Presidente Fedriga, finalmente il giorno è arrivato, è stato solamente spostato da maggio a ottobre, l'organizzazione perfetta, il Friuli Venezia Giulia si fa sempre trovare pronto in queste circostanze. Sì, devo ringraziare veramente l'organizzazione perché organizzare un Giro d'Italia dentro una pandemia è estremamente difficile. Ovviamente sono state ridotte le presenze, giustamente, perché dobbiamo garantire che queste manifestazioni avvengano in totale sicurezza e dunque l'utilizzo di tutti quegli strumenti anche comportamentali che stiamo mettendo in campo nella vita quotidiana affinché possa avvenire una manifestazione importante come questa, però senza compromettere quella forte lotta che stiamo facendo al virus. All'interno della base che è un emblema dell'Italia e nel mondo. Diciamo che questo penso sarà una tappa che entrerà negli annali del Giro, perché è l'unica volta dove si parte da una base militare con le frecce tricolori che inaugureranno l'inizio di tappa, e quindi è veramente un evento straordinario e non è un giro come gli altri, è un giro dentro la pandemia e poi fatto a rivolto. È un giro che per la prima volta all'interno di questo evento viene fatto un'iniziativa come questa, e penso che sia veramente il doppio complimenti a chi ha organizzato da fare. C'era anche il capo della polizia Gabrielli qui a testimoniare anche l'importanza di questa iniziativa all'interno di una base militare, vi siete parlati anche di altro? Sì, ovviamente abbiamo fatto un po' di tutto, però ringrazio ovviamente il prefetto Gabrielli che è venuto qui a Rivolto. Anche questo ovviamente è una sottolineatura che appunto il Friuli Venezia Giulia è riuscito anche in questo caso a distinguersi anche all'interno del Giro, e dunque penso che sarà sicuramente utile a una promozione del territorio che stiamo cercando ovviamente di fare a tutto tondo, ma attraverso il Giro sicuramente è un lancio particolarmente importante. Decolla il Giro d'Italia dalla base aerea di Rivolto, frecce tricolori. Vicegovernatore Riccardi, nonostante la protezione civile sia sotto stress per la pandemia, a Rivolto c'è ed è anche un elemento emblematico del Giro d'Italia. Senza la protezione civile il Giro d'Italia ha un significato diverso. Certamente la protezione civile non poteva mancare in questa occasione. A me pare importante sottolineare un aspetto: noi dobbiamo andare avanti, noi dobbiamo convivere con questo virus e dobbiamo fare le azioni nella normalità, il più normale possibile, sapendo che dobbiamo mantenere il rispetto di alcune precauzioni, ma nello stesso tempo noi non possiamo fermarci. E io credo che oggi la dimostrazione di questa tappa, della presenza del Giro d'Italia in questa regione, abbia questo significato. Le difficoltà ci sono, ma le difficoltà col buon senso, l'intelligenza, l'equilibrio e la determinazione devono essere vinte. Questo è il segnale che credo che esca, e naturalmente con tutto il sistema pubblico della protezione civile, del servizio sanitario regionale, noi continuiamo a lavorare per garantire fiducia e soprattutto garanzia di sicurezza e di salute per tutta la nostra gente, e anche per queste tappe che sono un'occasione importante per dimostrare che questa regione è solida, forte, e sicuramente ce la farà e supererà questo momento.